Sapete quelle persone che stanno sempre al posto giusto, al momento giusto? Quelle che arrivano proprio all'approssimarsi dell'ora di pranzo, dell'ora di cena, con piatta appena mise a tavola, che in questo modo poi indirettamente intendono scroccare un invito a cena, un invito a pranzo. Si sono arrivati casualmente, per puro caso, ma a volte il caso è fortemente casualizzato. Ecco, queste persone in lingua napoletana hanno manato overlicolo fuoco, un detto antichissimo, un detto che risale addirittura al 600. Hanno buttato l'ombelico al fuoco. L'ombelico in realtà è il cordone ombelicale e il detto risale all'epoca in cui le donne, le mamme partorivano in casa, quindi c'erano le levatrici, c'erano le mammane. Ecco, la mammana veniva a casa, quando il bambino nasceva veniva tagliato il cordone ombelicale e con intento augurale, per buona fortuna, affinché quel bambino fosse sempre nel futuro, al posto giusto, al momento giusto, quando passa il treno della fortuna, veniva bruciato nel braciere oppure appunto nel focolare di casa, quindi amanato o pellicolo o fuoco. A proposito di mammane e di levatrici, quando nascevano i bambini in casa, e io sono nato in casa, i bambini pesavano tutto quanto assai, 4 kg, 4 kg e mezzo, 5 kg. Oggi nascono bambini negli ospedali mediamente 3,3 kg, 3,5 kg, ma sono mica diminuite le dimensioni dei bambini? No, niente affatto, è che oggi esistono bilanci di precisione. Quando la mammana, la levatrice, usciva fuori e annunciava al padre in attesa il peso del bambino, esagerava sempre un po', anche per creare, il peso era occhio, una atmosfera positiva, sperando che in qualche modo questo si trasformasse in un buon pagamento anche per la levatrice. E subito dopo partiva un piccolo festeggiamento, un piccolo festino, e c'era sempre quello che aveva manato pellicolo fuoco ed era sempre presente.